ampio e sicuramente gli argomenti sono tanti, se ne è parlato stamani durante il Marketing Tool Show e tu hai detto che il futuro si può riassumere in tre parole. Sì, we not me, ovvero sia noi non me, cioè questa è l'affermazione che è uscita anche recentemente sulla stampa americana, è la logica di pensare in gruppo e non di pensare singolarmente. Quello che era il marketing mirato, penso che la profilatura tende, diciamo, un po' come dire, a entrare in una logica più comunitaria, quindi non mi sembra neanche quasi più forse di comunicazione. La comunicazione è una cosa forse anche un po' vecchia, non so lei, ma di conversazione. L'esempio per esempio che ci danno i blogger in Italia ma anche nel resto del mondo è emblematico. Oggi i nuovi evangelisti, i nuovi guru, le persone più seguite sono tutti blogger, persone che non si sono inventate assolutamente nulla, hanno pensato di parlare, conversare tra loro su argomenti di cui però hanno una grossa esperienza. La differenza la fa l'esperienza, la competenza, la conoscenza di loro. E in rete, non solo su internet, ma anche nella rete delle conoscenze personali, c'è sicuramente qualcuno che quel prodotto lo conosce, lo approfondisce e lo sa raccontare meglio, quasi sicuramente meglio dell'azienda. Infatti hai parlato di condivisione e di conversazione, quindi implicitamente stiamo parlando del web 2.0 e quindi di social media e in un certo senso la comunicazione, il marketing, le aziende vanno quasi alla ricerca spasmodica di quale sarà, usando un termine quasi ormai fuori moda, la killer application del futuro da utilizzare per i propri clienti e per i propri business. Si può davvero fare questa ricerca, una ricerca tutto sommato? Ma prima di tutto è pericolosa. Le aziende hanno un difetto che è quello di voler fare tutto e subito e molto spesso lo fanno anche molto male. Quindi la killer application è una cosa assurda, è l'applicazione che ti uccide, cioè quella cosa che andava bene per tutti. Questa cosa che mi ha ascoltato, forse anche strumenti, ma non esiste, di filosofia, fantasia, fantascienza, non esiste. Esiste invece l'ascolto, l'analisi e la comprensione, cioè diciamo che le imprese devono capire che non esiste la soluzione che va bene per tutti, ma esiste forse un nuovo modo di rapportarsi con il futuro, che è quello di scendere in mezzo a loro, ascoltarli, non pensare che siano un parco buoi, come molto spesso succede, e anzi è anche un vantaggio perché oggi abbiamo lanciato la campagna per salvare il posto di lavoro del direttore marketing, anche quel direttore marketing anzi ha già il lavoro fatto, basta che sappia ascoltare, non deve pretendere di imporre qualcosa a nessuno, perché quell'epoca del lavoro più bianco, del consuma meno è oramai finita.